Vogliamo sapere la verità vera sul domani, ma domani che giorno è? Cioè, mi hanno detto che il 15 febbraio è il giorno fatidico, tutti a festeggiare il referendum, no? Dovrebbe essere il giorno. Oggi era la bozza, era in Consiglio dei Ministri e tutti gli aspetti tecnici, tutti quelli che erano state evidenziate da qualcuno come criticità, gli aspetti tecnici sono stati superati, rimane qualche dossetto politico da superare. Questi poi sono le vicende della politica e dipendono da tante cose, dai sondaggi, dai momenti. Non prendiamo questa cosa. Diana, voleva aggiungere qualcosa? Sì, io non sono d'accordissimo sul fatto che non cambierà niente con questo tipo di autonomia. E più che un primo passo, a me sembra uno scollinamento questo, perché è una svolta veramente importante iniziare ad andare nella direzione del fatto che le cose vengono dal basso e non che è lo Stato centrale che concede bontà sua quello che vuole. Quindi, secondo me, se ci sarà questa firma, e il presidente Zaia ha detto chiaramente che non firmerà bozze annacquate, ma solo autonomia vera, e io sono convinto che lo sarà, questo è un primo passo, uno scollinamento molto importante, e tutti quelli che sono anche gli aspetti di natura finanziaria che giustamente evidenziava il Presidente sulla relatività a costo zero, va anche evidenziato il fatto che si passerà dai costi storici ai costi standard, e questo premia le regioni come il Veneto e tutte quelle regioni che sapranno esserlo virtuose. Quindi è veramente una svolta importante. Bolzano, Trento, lì sono 20 anni che negoziano con lo Stato l'autonomia. No. Bano, voleva aggiungere qualcosa lei? No, anche qua vorrei essere chiaro, se arriva una bozza annacquata, allora siccome comunque insomma coi parlamentari... Abbiamo solo 20 secondi. Sì, quindi. no, il governo se non firma va a casa, cioè che sia chiaro sta roba qua, a me non me ne frega niente, cioè è stato detto in tutte le segreterie, cioè non firmi l'autonomia, il governo si stacca la spina e vanno a casa. E se qualcuno fa qualche idea strana, lo andiamo veramente a prendere a casa. Questa è una bella dichiarazione di responsabilità, fa piacere sentire queste cose. Allora, adesso, prima che la nostra simpaticissima e bravissima Elisa chiuda la trasmissione ringraziando gli ospiti, vorrei dire che ho appunto ringraziare i nostri ospiti, ma anche specialmente di più, se possibile, i nostri telespettatori che hanno rinunciato a una cena, hanno fatto una cena a casa pur di vederci. Perché oggi appunto è San Valentino, il nostro atto di amore è essere qui, e come è venuto fuori dagli argomenti, ribadisco che questa è una trasmissione fatta da me, esclusivamente da me, in piena autonomia. Non me l'ha detto il dottore di farla, perché non avevo bisogno di farla, ma la faccio perché ci credo, perché credo che, se, come si diceva anche prima in trasmissione, se ognuno di noi fa un piccolo passo, un piccolo gesto, tutti quanti uniti possiamo fare qualcosa di straordinario. Se invece rimaniamo rintanati nel nostro egoismo, alla fine non succederà mai niente. Invece la nostra forza è far vedere quanto siamo forti nei confronti dell'esterno, ma sempre in maniera corretta, dimostrando la nostra cultura, dimostrando, ecco perché io invito persone della cultura, perché dobbiamo far capire, dobbiamo renderci conto, essere consapevoli che veramente siamo una forza straordinaria. Elisa adesso sicuramente ci farai tu la chiusura, prego, tocca a te. Sì, grazie Vincenzo, siamo in chiusura. Vado a salutare quindi i nostri ospiti. Partiamo con Matteo Maccilotti, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Roberto Brazzale. Grazie. Grazie a lei. Avvocato Luca Deiana. Buonasera. Karin Hoagnan, grazie. E poi il Marcello Bano. Sì, buonasera a tutti. Grazie. Alessandro Bressanello. Saluti. E Frank Duse, grazie anche a lei. Duri i banchi, Fioi. Ecco. Bravo. Benissimo, quindi non ci rimane che ringraziarvi per aver trascorso questa bella oretta insieme a noi. Noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre su questo canale, alle ore 21. E non dimenticate l'appuntamento sempre con noi domani su Canale Italia 84. Grazie, buona serata.